Il calcio, il campionato di promozione. Domani, domenica 19 ottobre, l'Acrigas gioca in trasferta a Sommatino contro la Sommatinese. Sto bene, stiamo lavorando bene con la squadra, col mister e siamo pronti per domenica. Ecco, che partita ci aspetta domenica? Ma ci aspetta una partita importante, una partita tosta. Sappiamo che andiamo a giocare in un campo difficile, però questo non ci deve fermare. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare e cercare di portare a casa i 3 punti. Ma andiamo a giocare in un campo di sabbia, dove noi non siamo abituati, una squadra che lotterà su ogni pallone, sulle seconde palle, però noi dobbiamo esprimere il nostro gioco e dobbiamo fare bene. Ma abbiamo lavorato bene, ci siamo allenati bene e siamo pronti per questa nuova battaglia. Ma come tutto è una partita difficile perché andiamo a giocare contro una squadra che ha fatto buoni risultati fino a questo momento. Non dimentichiamo che comunque c'è giocatori di categoria, giocatori che hanno la loro esperienza, però dal canto nostro noi sappiamo quello che dobbiamo fare, ci stiamo preparando bene, non sottovalutando assolutissimamente nulla perché non fa parte del nostro carattere. Cioè, dobbiamo avere la mentalità giusta, dobbiamo approcciare bene la partita e non voglio nessun tipo di alibi e nessuna distrazione. Cioè, abbiamo un percorso da fare, un percorso che finirà ad aprile e per cui non ci possiamo fermare alle prime battute. Non cerchi mai alibi, il campo in terra battuta può essere un'incognita. Il campo più bello del mondo sarà quello di Sommatino domenica, perché dai campi noi nasciamo dalla polvere. La nostra storia nasce dai campi terra battuta. Non siamo nati in Inghilterra, non usciamo da Londra, qui siamo nati tutti nella terra battuta e io dico sempre che sulla terra battuta hanno giocato i giocatori più importanti, più forti, che poi hanno calcato categorie importanti. Per cui se l'hanno fatto loro, non vedo perché non lo dobbiamo fare pure noi. Un campo un po' vintage, per ora è di moda il vintage. Facciamo finta che una volta un mio vecchio compagno di squadra che aveva giocato in categorie importanti mi disse domenica giochiamo in erba battuta, per cui la prendiamo così, facciamo finta che è un'erba beige. E a proposito di campi, non è che possiamo dire che navighiamo nell'oro, una settimana piovosa e la squadra è stata costretta ad allenarsi a Fontanelle. Meglio o peggio per te? No, quando c'è l'atteggiamento giusto non ci sono strutture che tengono, non ci sono fondi che tengono, perché io parlo per la mia esperienza. L'anno che vincemmo il campionato a Lentini dalla C2 alla C1, ci allenavamo il mercoledì in una gabbia che era il parcheggio delle macchine, trasformato con delle porte. E c'erano giocatori che avevano fatto una storia importante, che poi l'avevano fatta e l'hanno fatta anche in futuro. Cioè, dico sempre che quelle si chiamano scuse, alibi che non fanno parte del nostro carattere. Ti puoi allenare ovunque, ma se hai le giuste motivazioni, hai la giusta voglia, non c'è terreno che tenga. La squadra come sta? Bene, benissimo.